Sesta corsa, una prova di categoria BC per cavalli anziani, sono in 9 i partecipanti. 1 Ula Risaia TRGF Enrico Fiaschi, 2 Arnold K Andrea Farolfi, 3 Tosetta Spritz Maurizio Cheli, 4 Vortex Faro Roberto Vecchione, 5 Abba Gual Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata, 6 Vulcan Black Giampaolo Minucci, 7 Azdora Cesare Ferranti, 8 Viola Trio Marco Stefani, 9 Aramis e K Massimiliano Castaldo. Autostart che entra addirittura tutti belli attaccati alla macchina per far partenza. E si va con la velocità da parte di Abba Gual che cerca di scavalcare quelli all'interno, ma alla fine è Ula Risaia TRGF che mantiene l'iniziativa nei confronti di Tosetta Spritz, parcheggia lungo i birilli Arnold K avanti ad Azdora, insiste Tosetta Spritz all'attacco di Ula Risaia TRGF che ovviamente replica picche e rimane a condurre 14 primi 200 metri. Seconda posizione c'è Arnold K a precedere Azdora, mentre è rimasta in terza pariglia a largo Abba Gual, preceduta da Vortex Vala, mossa dalle retrovie da parte di Aramis e K che sulla stoppata da parte del leader cerca di risalire. Si accorge subito Enrico Fiaschi che si stanno muovendo le acque e riallunga con Ula Risaia TRGF, una frazione comunque in più di 16 sulla curva di sinistra. Ula Risaia in vantaggio, arriva Vortex Va, in mezzo alla pista insiste Aramis e K, lungo la corda Arnold K che precede sempre Abba Gual, mentre è venuta via in mezzo alla pista anche Azdora, 59,3 per i primi 800 metri di corsa da parte di Ula Risaia TRGF che è in vantaggio nei confronti di Arnold K. Aramis K al largo, in terza ruota Azdora al chilometro in 1,14,3, insiste Azdora in mezzo alla pista che mette pressione ad Aramis K e ad Ula Risaia TRGF. Spettatore interessato degli eventi è Arnold K che è sempre lì secondo alla corda in attesa del buco giusto per poter correre. A dritta in là passata in 14,4, insiste Aramis K all'attacco di Ula Risaia TRGF in mezzo alla pista. Azdora cerca di venire a far l'arrivo anche Viola Trio dalle retrovie, situazione molto aperta a 200 dalla conclusione con tutti che possono ancora vincere. In vantaggio Ula Risaia, attacca Aramis, attacca Azdora, arriva Viola, va di dentro Arnold K, insiste Aramis che sta passando, Viola Trio a centropista, di dentro Arnold K, Viola Trio e Arnold K, Viola Trio e Arnold K sul palo, foto strettissima tra Arnold K alla corda e Viola Trio al largo. Poi ancora Azdora, Aramis e K. Una corsa bellissima con Arnold K che è stato quello che ha risparmiato più di tutti, è andato in open stretch, è arrivata fortissimo a centropista Viola Trio, sul palo è micidiale la fotografia con al terzo Azdora che batte Aramis K. C'è da andare necessariamente dal giudice d'arrivo con Arnold K che si è difeso in open stretch dall'arrivo esterno di Viola Trio, potrebbe anche aver salvato una narice, ma ovviamente andiamo dal giudice d'arrivo per concretizzare il tutto. Foto tra il 2,8 al terzo il 7 di Azdora, fotografia quindi tra Arnold K, Andrea Farolfi e Viola Trio e Marco Stefani.